Emerge un quadro un po' più chiaro adesso che il fumo della polvere da sparo si è diradato e la cortina di silenzio calata sul piazzale del GB Oil dopo i colpi di pistola inizia a cedere. La scorsa notte il panico ha preso il sopravvento, prima la rissa, poi gli spari. Siamo a Gela, in uno dei locali più frequentati, un bar, ristorante, stazione di servizio, metà di centinaia di clienti, H24. La scintilla sarebbe scattata per problemi di donne, di una donna. Una ragazza contesa o forse un complimento di troppo. Il movente sarebbe comunque passionale. Sono le 2:30, due gruppi di persone, uno di Gela, l'altro di Licata, discutono, poi partono i primi schiaffi. Un ragazzo di 20 anni di Licata le prende di santa ragione, tanto da essere costretto a farsi medicare in ospedale. Poco dopo dal gruppo si stacca un soggetto, Paolo Quinto di Giacomo, 34 anni, gelese. Lo vedono allontanarsi per poi tornare con una pistola in pugno. L'uomo, avvolto dalla penombra, fa fuoco e colpisce il licatese 42enne Michele C., padre del ventenne picchiato. Sei colpi all'addome andati a segno, esplosi con una semiautomatica di medio calibro 7,65. Il sangue inizia a scorrere. Le urla e il panico si scatenano perché GB Oil si affaccia sulla strada statale 115. È un continuo via vai di clienti, lavoratori, forze dell'ordine che vi fanno approdo a qualsiasi ora del giorno e della notte per un caffè, un pacchetto di sigarette o per fare rifornimento. Ed è per questo che al momento della sparatoria c'erano decine di persone tra clienti e personale. La prima pattuglia dei carabinieri arriva pochi istanti dopo gli spari. Il 42enne di Licata viene soccorso da un'ambulanza del 118 che nel frattempo raggiunge l'area di servizio. L'uomo è adesso in ospedale. Poco dopo le 3 della notte è stato trasferito in sala operatoria e i medici stanno cercando di salvarlo, ma in condizioni critiche per l'emorragia dell'addome causata dai proiettili. Non sarebbe comunque in imminente pericolo di vita. Pochi giri di lancette, d'orologio e gli uomini dell'arma prendono, arrestano Paolo Quinto di Giacomo, 34 anni. Sarebbe lui l'uomo di Gela che ha fatto fuoco. I carabinieri lo hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo d'arma da fuoco. Giacomo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, era stato chiamato dalla sorella al culmine di una rissa tra un gruppo di gelesi e licatesi. Il 34enne ha prima raggiunto la sorella, che nel corso della rissa era rimasta ferita alla testa, per poi tornare in macchina e prendere la pistola.